Auditorium Giuseppe Lena di Cammarata gremito per la Lectio Magistralis tenuta dal professor Luigi Cerciello Renna, giurista, editorialista scientifico, uno dei massimi esperti italiani di sicurezza agricola, ambientale ed energetica. Si è discusso del futuro delle comunità locali in materia di agricoltura, ambiente e turismo alla prova dei cambiamenti climatici. L'argomento era stato trattato dallo stesso relatore la scorsa settimana al Senato. Presente alla lezione presso l'auditorium di Cammarata il sindaco del paese Vincenzo Giamproni. L'interrogativo che ci si pone a ogni livello sull'effetto negativo o meno della mano dell'uomo. In realtà la vera domanda dovrebbe essere quella: quanto intelligentemente l'uomo ha perseguito l'interesse pubblico generale andando a incidere sull'ambiente e adeguandolo poi a quelle che sono le legittime esigenze di progresso di una comunità territoriale, di una popolazione, di un paese. La verità è che purtroppo oggi noi scontiamo i danni che hanno una genesi che va molto in là nel tempo, quando molti dei criteri regolatori a livello normativo, legislativo non esistevano comunque nel nostro paese e non si era posto. In realtà la stessa legislazione ambientale è una legislazione d'emergenza. I più importanti provvedimenti che oggi noi abbiamo sono frutto dell'intervento del legislatore sulla spinta popolare o comunque in base agli accadimenti negativi, agli eventi nefasti che si determinano nel tempo. Che oramai si è capito, ma concentrandosi sulla riformulazione di tutte le politiche perseguite fino ad ora alla luce proprio degli accadimenti di oggi. Non a caso abbiamo coinvolto un professore conosciuto a livello internazionale su questa materia, questi cambiamenti climatici per tutti i danni che essi provocano. Ovviamente l'uomo è stato distratto, l'uomo ha pensato alle sue comodità, l'uomo pur di raggiungere l'obiettivo ha dimenticato che la terra, che la sua terra, che il suo territorio va rispettato. Questo convegno l'avevamo già pensato da prima, tant'è doveva tenersi il giorno 26 e per impegno del professore fu rinviata ora. E guarda caso, purtroppo, è successo non solo il cataclisma di cui tutti purtroppo siamo a conoscenza nel nostro territorio, ma la cosa ancora più grave, avere avuto due innocenti vittime. Questo dovuto al fatto che la natura, il territorio, quando vede che è trattato male, reagisce in questa maniera.